Danzas 2019, quest'anno in su Monte Ortobene, in una die notta, sa die de su Redentore, su 29 di agosto. Danzas è un festival de ballos tradizionali, un festival attivo. Casa gente imparata a ballare, i sora chi sor gruppo sono usonande e non imparano a ballare pezzi sor ballo sardoso, ma per i sor ballo de sor gruppo chi sono ospite de edizione. Quest'anno bisogna usos irlandesos, un gruppo de Valle d'Aosta e un gruppo siciliano. All'organizzare Danzas este su gruppo Ballade Boys e su gruppo folk nugoresas. Oramai este una costumanza da su 2006 e sa bellesa este chi sa gente partecipata, ballata in amistade. Finzas che è importante a conoscere i tesi vacchete in altri locos in Italia e in Europa e sono prussas cosas che nos unin a pare chi non sa chi nos partini e dunque come noi andiamo a conoscere questo gruppo all'orbiere ballande e allo intende sonande. Attenzione, adesso in ogni cerchietto il cavaliere più alto al centro. Gli altri tre si danno le mani, però i cavalieri che sono dentro i cerchietti si danno le... Avviciniamo questi cerchietti! Avviciniamo questi cerchietti, così i cavalieri non devono perdere le braccia. Bravi, cerchietti, gire! Si vuole chiudere una figura che non si sa come fare. Attenzione in contradanza, vediamo se vi ricordate. La dama a destra del cavaliere in contradanza. Buonasera a tutti, io sono Michele Piccione e vengo da Palermo, dalla Sicilia. E siamo qua in questo festival, in questa meraviglia di posto, a Danzas, precisamente oggi a Nuoro, per portare tanticchia di Sicilia pure qua in Sardegna. Difatti noi facciamo parte di una scuola di musica e di danze tradizionali che si chiama Arci Tavola Tonda e si trova a Palermo. E in questa scuola cerchiamo di raccogliere tutte quelle che sono le tradizioni di musica, le tradizioni di danza, le tradizioni culturali della nostra terra e di tutto il Mediterraneo. E cerchiamo di capire pure quali sono le cose che si assomigliano tra una parte e un'altra del mondo, tra una parte e un'altra del Mediterraneo. In questa scuola io insegno i tamburelli, tamburi a cornice, ma si insegnano pure danze tradizionali, che ad esempio c'è Barbara, la nostra insegnante di danze tradizionali, che sta insegnando ad esempio scotis, balletto, asciatamarra, che sono tutte danze che si raccogliano dai paesi più antichi della Sicilia. E cerchiamo ancora tutt'oggi, nel 2019, di portare avanti questa tradizione, perché per noi la tradizione è a base, la tradizione è a base per costruire tutto quello che vogliamo costruire nel futuro. È proprio un terra-terra, quindi del luogo a parte, da terra-terra per poi costruire i castelli a Chiurran. Questa scuola, il gruppo diciamo così, di insegnanti, da quante persone è composto? Quanti siete? Insomma, vorrei che ci raccontassi anche quanti siete e come è cambiata anche nel tempo, perché una scuola di 10 anni insomma avrà avuto modo anche di constatare il cambiamento che c'è stato anche nelle persone che partecipano ai vostri corsi. Allora, noi siamo una decina di maestri che insegnano mandolino, la fisarmonica, il flauto, il friscaletto, i tamburelli e altri strumenti tradizionali.
i gente che viene in Nuace sono gente di tutte le età, arrivare dai picciottini di 15-16 anni fino ai gente di 70-60 anni. Insomma, cerchiamo di raggruppare tutte le età che ballano insieme, che stanno insieme, che si spartono un suono, come si dice in Nuace, insieme. Viva chi balla! Hai detto che tu insegni tamburello, che diciamo, sì, tamburello comune a tante altre regioni, ma c'è una particolarità nel tamburello che suoni tu. Ci fai vedere qual è la particolarità? La particolarità è che il tamburello, così come il siciliano, è intorciuniato. Intorciuniato significa come una cosa che è tutta aggumigliata, è particolare, è strano. Perché nella tecnica del tamburello siciliano noi troviamo sia i tecniche del meridione d'Italia, sia tecniche che arrivano dall'Arabe, da Nord Africa e da tutte queste zone di qua, come ad esempio lo scotimento del tamburo. Ad esempio vi faccio sentire ora una suonata in capo tamburello, una tarantella, e voi potete vedere quanta acrobazia questo tamburello fa in capo ai mamani. Ecco la particolarità. Un'altra cosa che ti chiedo è come vi approcciate allo studio della tradizione. Tu hai detto che uno dei vostri obiettivi è quello di recuperare la tradizione, perché di invenzioni purtroppo ce ne sono tante. Ecco, voi cosa fate per proporre davvero danze, suoni e strumenti tradizionali? Noi ci furriamo paesedda, i cercando i cristiani più vecchi, che possono sapere che sono queste cose. E poi ne facciamo spiegare, dire viva voce, come si fanno, come si suona e come non si suona, senza avere filtri di altri cristiani che passano in mezzo. Io direttamente alla fonte, come si suol dire. Corna dei Babbaluci. Anche qua non lasciate le mani nel seguito che succeda. Una destra, l'altra. Giù le corna o saltano. C'è qualcuno
In questo concerto che facciamo in queste seretine, noi vi presentiamo sia i musiche e i balli nostri tradizionali siciliani, sia musiche e balli che arrivano da altre parti del meridione d'Italia, come da Campania, da Tammurriata, da Salento, da Pizzica, o dai Calabri con la tarantella calabrese. In Sicilia un dialetto fortunatamente ancora si parla però nei paeselli, nei posti più nicareddi, nelle grandi città è più difficile che qualcuno parla dialetto. Nei quartieri popolari delle grandi città sì, si parla solo dialetti, i picceriddi quando parlano solo dialetto, però già nei quartieri più nobili già tutte cose si cominciano a scordare. Ad esempio Caruso da ma stessa età è difficile che parlano preciso il dialetto come prima lingua, però se uno va ad esempio a Baddarò, che è uno dei quartieri storici di Palermo, o Capo, già sente parlare solo ed esclusivamente dialetto, non si sente parlare italiano. E questa è una cosa molto importante perché il dialetto è la base di una cultura. Se uno si scorda come si parla, si scorda pure chi è, non si può tagliare più uno specchio, non si può tagliare più una dabbanna, perché uno che si scorda la propria parlata è come una chitarra scordata, che si scorda una corda o giorno e poi alla fine non suona più. E una chitarra con suona più è un peccato, è un pezzo di museo. Quindi non vogliamo diventare un altro pezzo di museo, ma siamo esseri viventi che continuano a vivere e proseguire nel tempo e nello spazio.
Bonjour à tous, Messi Rémi Boniface, avec mon frère Vincent Boniface, nous venons de la Val d'Usta. Nous sommes sempre proposé de musique à danser, qui vient du répertoire des Alpes occidentales et avec encore de petites danse qui viennent encore des zones prozzo francophones. Buongiorno a tutti, siamo Remy e Vincent Boniface, veniamo dalla Valle d'Aosta, suoneremo delle musiche per danzare, veniamo da questa zona delle Alpi occidentali, proporremo delle melodie appartenenti alle montagne dalle quali proveniamo, ma anche da tutto il contesto intorno, quindi siamo molto legati anche alle popolazioni d'Oltralpe e in generale a tante località europee che hanno caratteristiche di danza importanti. Les instruments que nous employons sont des instruments traditionnels que s'employent les honoristes, le demi-ton, que s'emploie aussi en Sardaigne, la cornamusa, la viola roux, la viola di Borgno, c'est d'un patué, le violon, de flûte, toute sorte d'instruments qui allaient depuis vous sentir le long du concert. E suoneremo degli strumenti che si usano dalle nostre parti, quindi l'organetto diatonico noi lo chiamiamo demi-ton, che è usato anche in Sardegna, poi useremo il violino con una tecnica particolare, useremo la ghironda che chiamiamo la viola di Borgno perché veniva usato dai non vedenti, il Borgno così si chiamano, per fare per mendicare durante le peripezie che questi trovatori compivano nel Medioevo, e poi useremo la cornamusa che si chiama la musette, e poi useremo flauti, il clarinetto, il sassofono, tanti strumenti che rappresentano sia il passato ma anche la scena contemporanea delle musiche popolari.
Nous venons d'une famille que la fête de la musique la signe à via, dans le sens que nous sommes la 5e génération de musiciens traditionnels qui font de la musique un peu dansée, un peu de santé. En effet, un peu de ce groupe qui s'écrit Pitularita, c'est un mec qui m'a offert Vincent, encore un groupe avec notre père, avec le papa et la maman, qui s'écrit Trouva Valdotin, qui cette année l'entraîne à festeggare 40 ans d'activité francitan. Et nous, un duo avec Pitularita, nous occupons plutôt de la musique à danser. Avec le groupe, avec papa e mamma, nous faisons surtout de musique à Zantei. Siamo la 5ª generazione di questa famiglia di Emaville, ai piedi della Valle di Cogno, in Valle d'Aosta. Assieme ai nostri genitori, a Sandro e Liliana, nostro padre e nostra madre, abbiamo un gruppo che si chiama Trouver Valdotin e quindi distinguiamo un pochettino i due repertori. Con Pitularita ci avviciniamo di più alla musica per la danza, mentre il gruppo Trouver Valdotin, che quest'anno festeggia 40 anni di esistenza, ci occupiamo maggioritariamente di canti, quindi la riscoperta dei canti tradizionali, l'etno inchiesta e con loro abbiamo festeggiato di recente questo prezioso anniversario in un festival. Adesso non traduco più ma aggiungo, in un festival che si chiama Etetrad, che ha appena chiuso i battenti la domenica scorsa, dove Ballade Boys è stata ospite, quindi in qualche modo è una specie di scambio artistico tra queste due regioni autonome che tengono alle loro tradizioni, alla loro lingua, alla loro cultura e sono contorniate una da monti, l'altra da mare, e quindi abbiamo questa radice che ci accomuna e siamo molto felici di essere qui a celebrare l'identità e la cultura di questi due popoli. Mais nous, on a deux projets qui vont être plus de la musique. C'est moi, Vincent et encore notre maman, c'est très engagés dans la promotion, dans la défense, dans l'apprentissage du franco-provençal, qui est le patuè, la nostra lingua.
nous travaillons dans les écoles, oui, des animations, nous travaillons avec les adultes un peu de courses de l'herbe et voilà, nous cherchons de maintenir le plus possible en vie cette herbe qui est quand même un chino l'enco plutôt prégiée parce qu'il y a 30-35% de la population, je ne me trompe pas, qui prête encore le franco-provençal, se prête dans le boutique, quand tu vas au bureau de la posta, quand tu vas dans les uffici, il y a quand même l'enco bien vivante la lingua. Oltre a essere musicisti siamo attivi nell'ambito della promozione e della diffusione della salvaguardia del franco-provenzale, così definito in linguistica, che poi noi in realtà chiamiamo il patois, ed è un po' la nostra seconda attività. Assieme a Remi, assieme a Liliana, nostra madre, e assieme al sottoscritto Vincent ci occupiamo di animazioni scolastiche, corsi per gli adulti, edizioni, quindi pubblicazioni di libri, ma anche di CD contenenti canzoni inedite oppure ricerche. Facciamo parte di un'associazione che ogni anno inventa sempre dei nuovi spettacoli a federare assieme nello stesso palco tutti coloro che sono attivi in questo tipo di promozione affinché questa lingua si mantenga in buona salute, nonostante goda già di una buona salute, essendo parlata ancora circa dal 35-40% della popolazione, ed è parlata, abbiamo la percezione che sia parlata proprio come in Sardegna, quindi in maniera spontanea, in maniera colloquiale, non in maniera retorica e revivalista, ma piuttosto come una lingua d'uso comune, quindi dai rapporti che si possono avere con il vicinato, piuttosto che normalmente in un negozio, piuttosto che in un ufficio. Ecco che il patois ancora viene parlato, e viene parlato di più in Valle d'Aosta che nelle aree circostanti, perché la lingua franco-provenzale è una lingua che accomuna la Valle d'Aosta con altre due nazioni, quindi la Valle d'Aosta per l'Italia, la Francia è rappresentata dalla Savoia e dall'Alta Savoia e la Svizzera dal Vallese, e poi ci sono alcune piccole valli del Piemonte che hanno questa stessa radice, e per dei fatti storico-geografici incredibili anche due piccole località della Puglia, Celle San Vito e Faeto, ma il nocciolo duro del franco-provenzale resta comunque la Valle d'Aosta, e anche attraverso le nostre iniziative anche i giovani magari che provengono da altre estrazioni culturali si avvicinano e in qualche modo impossessano di questo strumento identitario.
Nous la mer oui titularità nous adressait à une surface géographique plus ample que les salles de l'Europe parce que nous créons dans cette entité, dans cette entité pour anche politica e culturelle e la Val d'Uta è toujours le carrefour d'Europe perché è un territoire de passage. Dès la fondation de la Val d'Uta che a été faite per les Romains, è toujours un lieu de passage et de conséquence nous avons un meilleur de donner une sensibilité envers le poste d'Europe, donc nous allons proposer des danses qui viennent de Bretagne, des Pays Basques, de la Scandinavie, mais et tout des Alpes et de conséquence le notre bal n'est pas un bal régionaliste, mais un bal continental. Sì, oltre a proporre musiche che vengono dalla tradizione del luogo in cui viviamo, quindi dalle Alpi occidentali, siamo molto legati al concetto di Europa come Europa dei popoli, Europa quindi vista come veramente un punto che rafforzi la cultura di tutti i popoli che ne fanno parte, quindi nel nostro ballo amiamo portare anche dei brani che vengono un po' da varie culture, soprattutto dai popoli minoritari quali la Bretagna, i Paesi Baschi e non solo. Credo di aver tradotto tutto, poi forse mi sono perso, ho sintetizzato. Carlo Crisponi è un membro del suo gruppo Ballade Voice e uno dei suoi organizzatori de Danzas. Dunque, schinissu che rimur fa vedere de questa edizione, dell'edizione 2019 de questo festival de ballos e de musica tradizionale, non pezzi sardas, ed è, insomma, commenti su tempo su este mudau e mezzorau questo festival. Abbastanza mezzorau. Su festival noi stiamo organizzando ormai da qualche anno a Omo è crescendo, poi si solo pensiamo, l'anno passato burini manchi 30 iscritti da continente e da Sardegna hanno che siamo su più di 80, quindi renare i carchi osa siamo muovendo in Sardegna e vinzasi foras. Una pubblicità della siamo facendo, è una cosa i gente spiegando, è una cosa nuova in Sardegna. Appunto, bene gente da ora, in altre tradizioni, e non imparano a ballare, non intendono la musica si solo, è sempre una cosa nuova per noi, se non spiegare. Appunto, noi pure siamo già fuori e battiamo il ballo della Sardegna e lo stiamo battendo a ottobre. Giù. Una cosa che è tutta norese è questa oscillare. In orese si dice imprinzata, non ve lo dico cosa, potete immaginarvelo. Una donna prinza e una donna incinta.
si conoscono culture differenti e me das cosas tornan puru. Sì, abbastanza, tornano a me da cosas, mascamente sono in questo gruppo bretones, io hanno un bisogno pure nel anno passato, ma noi troviamo in Medar Festival, teniamo un ballo e praticamente i passi sono uguali, infatti abbiamo registrato in un CD di un francese, di un bretone, un ballo isoro, in nada Sant'Andrò, e collegato sul ballo tundo, è perfettamente, torna da perfetto. Ecco, quest'anno os ospiti chi sono? Hanno ospiti, siamo invitati per questa edizione, bene da Sicilia, sono un gruppo da Tavola Rotonda, poi sono un gruppo da Val d'Aosta, sono 2 orfrades, e poi da Irlanda sono sorfrader nostri, che siamo in banno, siamo collaborando, e sono Soscogar. Guardatevi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Dai, non abbiate paura, provate a girarci. Una cosa bella è proprio la formula di questo festival, che in che veniti non solo intende la musica tradizionale, e sos strumenti come si suonano, ma poi finza imparare a sorballo, si va che ne so come oramai mutimus stage. E questo è la novità vera e scusta di questo festival. La novità di questo festival è in cada vita un gruppo, cada vita esiste un corso di sorballo soro. Abbiamo iniziato in siciliano, in plus non possono mancare sorballo sardo. Cada vita va ad essere un gruppo a fare sorballo soro, però sempre in contemporanea vanno a essere sorballo sardo e non possono mancare. È la stessa cosa che è un intraes. Cioè, quando c'è questa frase si fa che passa. Ricordate, i primi 3 passi sono avanti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. E così l'inizio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Bisogna incrociare un po' le lame per spostarsi sempre a sinistra, perché il cerchio, facendo questo gioco, deve girare, non può restare fermo, sempre in senso orario. Dai, ci proviamo. Anna, aspetta. Ciao. Pronti? Vai! Un, due.
adesso ci riproviamo, Vai. Zormerer de domo, de surestu, se zirbo schiazze organizzau e giusto che insomma sa gente balle tesor ballo nostro. So. Ecco una cosa che va chi erboisi interessante meda è su recupero della tradizione, ma della tradizione vera. Sì, noi sì. Creando sempre un po' di innovazione, appunto, a barrare sempre su proprio e pistare o e rinnovare, spesso non piaga da nessuno. Però mantenendo sempre questa tradizione, mai alla spera di usas. E rimos sempre, stiamo creando gruppi, invitando gente a territorio, mantenendo questa tradizione e nella trasformare. Quando si fanno i 3 passi col destro, il piede sinistro deve restare alzato da terra, non si balla, non si tira. Cewil sibh smuoine cogar banna ceol as iarthair na Gaillimhe in Éireann agus smuoine seo sa Sardine chun 3 uair inis agus smuoine casa ceol éireannach leis ar gáirde Ballad Boys agus an cineál ceol a chasamid is a ceol tradiisiúnta atá is ceol an sean é agus tá cathair sa banna ceol an mé Mícheál Mac Lánaice an Bazooki Michael Haney an Fadog Moore, Joseph O'Farta an Buska Ceol, as Paul McClure an Bowron. Agus gentlemen PC Ceol a Chasa Lynn Hain, agus na sin gentlemen Ceol a Chasa leis Ballad Boys. Okay, so our name is Cugger. We're a band from the west of Ireland in a place called Galway. We play traditional Irish music. It's our 3rd time here in Sardinia. We're very happy to be here. We love Sardinia. And we've been invited by our good friends, the Ballad Boys, to play with them. My name is Mícheál Mac Lánaice. This is Mike O'Haney on the flauto, Joseph O'Farta on organetto, and Paul McClure on the bowron, a drum. And we play music with the Ballad. Firstly, we play music ourselves, and then we play with the Ballad Boys. And we merge, we bring the two music together from the two worlds. No, I mean, I didn't hear all your names, but quindi è una band,
una band dall'ovest dell'Irlanda, vengono da Galway, è la terza volta che vengono in Sardegna e poi ha detto tutti i loro nomi ma non li ricordo. You've been invited by? The Ballad Boys, sono stati invitati, ok. Yeah. E poi in inglese si capisce. Sì, no, infatti. The big thing is that we play our music and then we join the Ballad Boys, so we play the Irish music with the Sardinian music together. Quindi suoneranno insieme al Ballad Boys, quindi metteranno insieme le... faranno una contaminazione tra musica inglese, irlandese. No, I'm Sardinian, not Italian, ok. No, it's fine. Grazie. Thank you. Grazie. Ciao. Ciao. Really? No, at the moment. Where? Grazie.
Danzas edizione 2019, quest'anno in un posto particolare, il Monte Ortobene, anche perché è il giorno del Redentore. Moltissima gente, ma oramai ci avevate abituato. Quest'anno chi sono gli ospiti di Danzas? Abbiamo ospiti ben 3 gruppi. I Kogar che vengono da Galway in Irlanda, la parte occidentale, sono tutti dei ragazzi di cultura gaelica, sono dei musicisti eccezionali e grandi amici. Poi dalla Valle d'Aosta abbiamo Pitularita, ossia i fratelli Bonifaz, che vengono appunto da una famiglia di musicisti valdostani, sono dei grandissimi suonano polistrumentisti entrambi, è veramente un piacere avere anche loro. E poi a concludere abbiamo i nostri vicini di Isola, sono i siciliani dell'orchestra Tavola Tonda, capitanati da Michele Piccione, che suoneranno invece le musiche siciliane e un po' colpendo anche il resto del sud Italia. L'edizione, anche per l'edizione di quest'anno possiamo dire che è un festival attivo Danzas, perché bisogna iscriversi e si impara a ballare in diretta con i gruppi che suonano. Sì, è una scelta, è un modello di festival che ci sembra possa funzionare, soprattutto in Sardegna dove il ballo è in grande ripresa, però è un momento, c'è sempre l'occasione per potersi lanciare e vincere quella timidezza, e questo tipo di festival è indirizzato un po' in questa direzione. È una formula ben consolidata, infatti quest'anno abbiamo 70 ballerini che sono venuti da fuori a seguire il festival, quindi c'è anche una possibilità di conoscere nuova gente, un po' un mondo dove nascono facilmente delle relazioni anche attraverso la danza, che ricordiamo è un bel modo di espressione corporea naturalmente, e anche di condividere queste cose belle, un po' musiche di tutta Europa, dove comunque la Sardegna, non dico, ma sì, diciamo, siamo in Sardegna, fa la parte del leone sicuramente. Mentre nel mondo la salsa tazzere, la tazza corona che la tua persona mi ha incantato, la tua persona
peso con un bastón distante, más 10 pesos con un bastón distante, que su vuelva prenda a ser brillante. Ecco, per la Sardegna chi suona? Per la Sardegna ci siamo noi che siamo Ballate Boys, e siamo un gruppo che c'è da una decina d'anni questo è il quarto anno di Danzas e quindi stiamo cercando un po' di diffondere, condividere ciò che abbiamo appreso fuori e anche ciò che abbiamo insegnato fuori, insomma creando l'interesse per la danza della tradizione della Sardegna, cercare di condividerlo anche nella nostra terra natia. Oh
Questa edizione 2019, quest'anno su Monte Ortobene, che è una die notta, sa die Gesù Redentore. La formula è sempre sa mattessi, si ballata in diretta e si imparata a ballare in diretta e non pezzi ballo sardo. Quest'anno quali sono i ospiti? Quest'anno sono ospiti sono Sicilia, gruppo Tavola Tonda, Skogar, sos amigos, frades irlandesi ormai, Skogar, poi batta Sospitu la Ritta, che è un gruppo della Valle d'Aosta, Meda Famau, che fa che fino alla musica francese, e poi questo rompiscatto di ballate voi. Quest'anno è vinta un'edizione che bordata a me da soddisfazione. Sì, non dà soddisfazione che danzas este su battolanno schifa chi danzas e su primo anno non vai a nemor de foras, hanno collato, cioè su secondo anno de che persone sanno collato, vai a 30 iscritti, quest'anno sono 80 chi iscritti, quindi è crescente come te cosa e andrà bene. In plus la gente servita comunque chi partecipa e andrà benissimo gai.
Questa formula dunque funziona. Chi è l'ha organizzata? De Pimunnares, che è un traballo de primore, vinzas pro valorizzare la tradizione nostra e pro far che rieschi galubi tenimus. Danza è un progetto che è ballate boys, ma già da primo anno è cominciato a Nugoresa, che sono sorre nostre, che cada cosa che facciamo la appoggiano, quindi un grazie al manno a San Nugoresa in Nugoro. Però quest'anno danza è durata 4 giorni, quindi Nugoro è crasi in Ghilarza, quindi 29 di agosto in Nugoro, su 30 in Ghilarza, su 31 in Ittiri e su primo in Lodine.